Ad occhi chiusi è il titolo dell'iniziativa di approfondimento tematico sulla giornata del Braille, organizzata dalla classe quarta del Liceo Classico Europeo dell'Educandato San Benedetto. La presentazione si è svolta sabato 31 marzo nella sala consiliare del Comune di Montagnana alla presenza delle autorità e delle istituzioni. Crediamo fortemente nella sensibilizzazione di quelli che sono questi progetti nella giornata del Braille. Ricordiamo che sono 285 milioni le persone che lo utilizzano, pertanto è uno strumento che è assolutamente importante. Auspico anzi che nel futuro possa essere promosso dall'Istituto San Benedetto, quale partito come progetto iniziale, ma possa essere portato ad esempio anche in tutte le altre scuole di Montagnana. Credo di aver maturato come istituto una discreta esperienza che siamo pronti allora a mettere a servizio e condividere con le altre scuole di Montagnana. Sarà a nostro carico allora per il prossimo anno scolastico, sin dai primi mesi, coinvolgere i dirigenti delle altre scuole affinché il tema, per così dire, dell'integrazione passi anche a qualche altro istituto. L'Unione Italiana Ciechi auspica da anni l'integrazione dei non vedenti nella società, anche se la strada da fare è ancora lunga. La società non ha ancora capito che il non vedente è una persona normale, solo che è privo di un senso, insomma, la vista. Però si lavora come qualsiasi altra persona. Certo che ci sono delle difficoltà, però se la società arriverà, e io lo spero, arriverà a capire che siamo persone normali, allora anche noi stessi, io per prima, mi sentirò meglio, perché molte volte veramente non è solo imbarazzante, diventa doloroso. Come è nato l'interesse per questo importante progetto e per il linguaggio Braille, ce lo spiegano gli stessi studenti. Noi abbiamo iniziato a fare questa giornata del Braille, ma in particolare a interessarci al Braille quando abbiamo visto all'inizio della prima dei libri scritti in Braille che erano della nostra compagna Desiree. Era molto curiosa, molto interessante vedere come anche persone meno fortunate riuscissero comunque a studiare, a leggere in modi diversi dai nostri. È una classe unita che si è impegnata moltissimo in questa cosa per aiutare una loro compagna di classe, e quindi veramente un plauso per l'iniziativa e per l'adesione alla giornata del Braille, e veramente i più sentiti complimenti. Al giorno d'oggi il Braille non è più utilizzato come una volta, grazie all'avvento delle nuove tecnologie, che è proprio il tema dell'incontro odierno, ma in passato ha aiutato milioni di ragazzi in tutto il mondo ad avere una vita normale, a studiare e crescere come qualsiasi ragazzo della loro età. Ho sempre apprezzato molto questa iniziativa, perché per quanto poco credo che il Braille sia il primo mezzo che ha permesso l'integrazione dei non vedenti. Insomma, adesso effettivamente è usato meno, perché comunque con l'avanzare della tecnologia siamo riusciti ad integrarci ancora di più. Com'è cambiata la vita dello studente non vedente ce lo racconta Desiree, studentessa dell'Educandato. Nella mia vita quotidiana uso questo magico strumento, cioè la barra Braille, e l'ho conosciuta all'inizio delle medie, e si tratta di una riga appunto che riesce a trasmettere simultaneamente le parole scritte in nero allo schermo del computer in simboli Braille, e con questo mi ha dato una vera svolta alla mia vita. In ricordo della giornata è stato realizzato un CD musicale completamente arrangiato all'interno delle mura dell'Educandato. Abbiamo iniziato a pensare ad un CD quando abbiamo ricevuto dei complimenti per le nostre esibizioni, e quindi dopo quasi un anno siamo riusciti a realizzare i nostri sogni, e questo è il CD. Si intitola Con gli occhi del cuore. Abbiamo inserito 6 canzoni suonate al pianoforte dalla mia compagna Francesca e cantate da tutte noi. La giornata del Braille, organizzata per il 4º anno consecutivo, è l'esperienza che ha aiutato studenti ed insegnanti dell'Educandato San Benedetto a vedere con occhi diversi e a capire ancora di più che gli occhi non sono tutto.